Il conto da pagare è salato, 160 milioni di euro, e a pagarlo potrebbero essere le regioni meno virtuose in materia di qualità dell'aria, e tra queste anche il Veneto. L'Italia infatti è destinataria di ben 3 procedure di infrazione europea per aver sforato i limiti di PM10, biossido d'azoto, denaro che potrebbe essere richiesto alle regioni della pianura padana nonostante le procedure di infrazione riguardino anche agglomerati urbani al di fuori di questa zona, sostiene Legambiente Veneto, che punta il dito contro le carenze dello Stato in termini di provvedimenti a tutela dell'ambiente. I limiti di velocità in autostrada, quando c'è l'allarme, l'allerta rossa piuttosto che arancione, sono competenza dello Stato, così come è competenza dello Stato non mettere sul mercato le stufe a legna e a pellet che inquinano di più, e quindi garantire che non si possono acquistare e mettere in funzione, quantomeno in quest'area della pianura padana. Ed è competenza dello Stato mettere in campo gli strumenti come i bonus edilizi piuttosto che i bonus per la riqualificazione del patrimonio edilizio, per farci andare, diciamo, a consumare meno fonti fossili, meno gas. A pagare dunque potrebbero essere i cittadini attraverso la tassazione, ma anche a livello di salute. Sono quasi ormai più di 50.000 le morti premature imputabili alla scarsa qualità dell'aria e quindi a malattie che poi vanno a invadere il nostro organismo a causa delle polveri sottili, e questo è un grave danno, diciamo, per la società. Ma poi ci sono tutte quelle malattie, tutte quelle patologie che insorgono sempre con la scarsa qualità dell'aria, vale per i bambini, le asme, piuttosto che per le persone adulte o gli anziani ancora di più, che subiscono ripercussioni, che devono andare ad avere delle cure, e queste cure hanno un costo importante sulla sanità pubblica. In questo periodo i sindaci potrebbero fare qualcosa, per esempio riducendo i panevin e i falò dell'Epifania. Lo chiederemo ancora a tutti gli amministratori locali di essere meno ideologici e più dalla parte della salute dei cittadini. Certo, la tradizione è importante, va mantenuta, ma ci sono tanti modi per mantenere una tradizione. Molti amministratori l'hanno già dimostrato, riducendo i panevin e i falò per l'Epifania, facendoli di controllati e quindi dove si verifica anche cosa viene bruciato, e facendo in modo che in alcuni casi addirittura non vengano svolti in favore di altre soluzioni innovative che possono prevedere giochi di luce piuttosto che altre attività.